La saba si ottiene dalla lunga e lenta cottura del musto d'uva e si può utilizzare al posto dello zucchero per la preparazione di vari dolci. Ad Azzara viene utilizzata per la realizzazione del dolce tipico Suvane Saba. Tale dolce offre i suoi ingredienti la farina, il lievito madre e la saba appunto. Uniti questi tre ingredienti vengono aggiunti gli aromi, i semi di finocchietto selvatico, Samata falua, e la scorza finemente tritata delle arance. Il composto così ottenuto viene ulteriormente arricchito dalla frutta secca, uva passa, noci e nocciole. Quando l'impasto risulta omogeneo e compatto, si procede alla realizzazione dei panetti. I panetti vengono abbelliti con le mandorle che andranno ad occupare l'intera superficie delle copulettas. La decorazione non ha uno schema prefissato, ognuno ha il suo stile personale nel disporre le mandorle. Unica regola è quella di utilizzare tutte le mandorle che il panetto può contenere. A questo punto viene fatto riposare e dopo una lievitazione di 3 giorni si può procedere alla cottura. La cottura avviene in forno a legna a 190 gradi per 1 ora e mezza. Una volta estratti dal forno vengono immersi nella saba e decorati con i diavoletti, sadragia.
fare con la vem,